Del meeting di Halloween, la prima serie staffetta 4x50 stile libero femminili. Presentiamo queste formazioni. Corsia numero 1: Veronica Lucchese, Monica Pizzol, Martina Collodel, Francesca Denardi. Notto di nuoto 74. Corsia numero 2: Lisa Angiolini, Bricita Boifava, Lissa Ghirardini, Beatrice Siboni, The Hacker Team. Nuoterà in corsia 3 Concetta Perroni, Viola Magoga, Matilde Modolo, Lucia Menegaldo, Idros. Corsia numero 4: Alessandra Miari Fulcis, Alessandra Gnoato, Ilaria Carretta, Martina Franconetti, Team Veneto. Corsia 5: Sofia Coralambler, Agata Mariambler, Anita Bottazzo, Martina Marin, stile libero. Formazione in corsia 6: Giorgia Biondani, Alessia Cielo, Emma Aver, Alessandra Garzetta, Leo Sport. Corsia numero 7: Jessica Jacoponi, Samantha Mazzoni, Sara Bernardi, Alicia Cren, Polisportiva Riccione. Corsia 8: Alessia Cunegatti, Nina Pettenella, Giulia Benvenuti, Anna Gaspari, Fondazione Bentegodi. E allora siamo all'ultima gara, ancora medaglie che si assegnano, staffetta 4x50 sia libero al femminile con la Leo Sport in corsia 6 che schiera subito Giorgia Biondani per aprire questa staffetta. E siamo al primo cambio, in vantaggio Leo Sport con Gio Biondani 25,72, Team Veneto Miari Fulcis 26,12, Idros in terza posizione 26,69. Siamo al secondo cambio. Team Veneto passa in vantaggio 25,58 Alessandra Gnoato, Leo Sport 26,16 Alessia Cielo. Sempre testa a testa tra Team Veneto e Leo Sport, siamo all'ultimo cambio. Leo Sport che ritorna davanti con Emma Aver 26,27, Team Veneto con Ilaria Carretta 26,49, ma siamo già nel corso dell'ultima frazione, dunque testa a testa tra queste formazioni, o meglio il Team Veneto se ne va via con Martina Franconetti, e dunque allora la vittoria di questa staffetta 1,43,39 il Team Veneto, Miari Fulcis, Gnoato, Carretta, Franconetti. Leo Sport seconda posizione 1,44,93, stile libero terza 1,45,31. E dunque gli applausi ancora per queste ragazze, nuovo record del